Dottor Zabotti, Pieve di Soligo ancora al centro della scena nazionale grazie alla figura del Toniolo, oggi tanti incontri, ancora tanti eventi fino a domani, insomma un bilancio che prima di partire è già positivo. Beh, io direi che questa idea di Pieve di Soligo come punto di riferimento di un percorso nazionale ha fatto breccia. Noi siamo oggi davvero lieti di avere tanti patrocini di tanti enti, fondazioni, il Comitato di Canonizzazione in primis, ma soprattutto l'Università Cattolica del Sacro Cuore in questa fase, ma tanti altri soggetti, reti del territorio. Attorno a questa figura che è di straordinaria attualità, noi oggi ritroviamo il senso di una grande collaborazione e una grande sinergia. Credo che questo sia un valore aggiunto per Pieve di Soligo ma per tutto il territorio. Le giornate Toniolo sono esattamente due, sì il convegno, il concerto, la concelebrazione, ma anche oggi pomeriggio l'apertura di 7 chiese in territorio della diocesi di Vittorio Veneto, addirittura nei 2 territori UNESCO del Conegliano Valdobbiadene e del Belluno Dolomiti, quindi davvero un'apertura totale, una grande capacità di respiro e di incontro con il territorio e con le persone. Professore, oggi sarà l'occasione anche per presentare per la prima volta in presenza dei testi molto preziosi. Ecco, 2 parole su questa ospitata a Pieve di Soligo. È un momento molto importante appunto perché si comincia a valorizzare un lavoro che ha una sua particolarità rispetto ai tanti studi dedicati a Toniolo. Quello da un lato di cercare una formula divulgativa, perché i testi di Toniolo, ma anche quello che è stato scritto su Toniolo, di solito è abbastanza impegnativo dal punto di vista proprio dell'elaborazione. E d'altra parte lo sforzo di attualizzare o comunque partire dal pensiero di Toniolo e dall'azione sociale che Toniolo svolgeva per vedere quali spunti possono venire all'oggi. E vengono chiavi di letture molto interessanti. Può essere anche un monito ai cristiani di oggi di impegnarsi nel sociale, di impegnarsi in politica. Si ha un po' paura adesso, no? Il cristiano di buttarsi nella società. Condivide questo pensiero? Vero, però è anche vero che c'è molta frammentazione, c'è molta frantumazione e questo è un problema consistente. I cattolici non sono mai stati maggioranza in questo paese, però c'era una dimensione tendenzialmente unitaria, non solo dei valori di riferimento ma anche nell'interpretazione di quelle che erano le azioni politiche e le azioni sociali conseguenti, ma anche lo stesso sforzo culturale, penso anche alla mia università, all'Università Cattolica. Queste cose si sono via via un po' stemperate e questo elemento rende ancora più interessante quel richiamo costante che Toniolo fa a una dimensione di comunità che è ispirata da alcuni valori e che riesce a creare un ordine sociale, perché la società ha bisogno di un ordine, è quello che diceva Toniolo, un ordine cristianamente orientato. Sua Eccellenza, il pensiero del Beato Toniolo è sempre attuale, anche dopo la pandemia, anche nel 2021, perché secondo lei? Perché il Toniolo ha sempre ricondotto tutte le questioni economiche e sociali al centro, al cuore delle problematiche, cioè la necessità di salvaguardare sempre la dignità, la grandezza, ma anche la capacità creativa e relazionale dell'essere umano. Quindi l'economia pensata a servizio dell'uomo deve essere un'economia capace di generare relazioni virtuose nei rapporti tra i soggetti, nelle relazioni con le attività economiche e commerciali, in una finanza che sia in grado sempre di promuovere il bene comune, non solo gli interessi dell'una o dell'altra parte. Quindi la visione del Toniolo con il suo approccio, anche se non ha tutte le tecnicalità a cui oggi siamo abituati, è un pensiero fondativo dal punto di vista sociale e quindi genera anche una cultura positiva. È un pensiero da riscoprire e sicuramente da riprendere. E per questo l'Università Cattolica del Sacro Cuore ha voluto sostenere questa iniziativa, queste giornate del Toniolo qui nella patria dell'UNESCO, del Collino UNESCO. L'Università Cattolica è debitrice del Toniolo, deve tutto dal punto di vista del pensiero originario, perché se è vero che i fondatori sono stati Padre Gemelli, la Barelli, se vogliamo anche il Conte Lombardo, Necchi e Monsignor Olgiati, ma chi ha fortemente
spinto verso la costituzione di un luogo di pensiero cattolico è stato il Toniolo, tant'è vero che possiamo dire che l'università è nata sul letto di morte del Toniolo quando lui ha consegnato ai fondatori la fiaccola dell'Ateneo. Poi immediatamente hanno dato il nome all'ente fondatore garante dell'Università Cattolica, proprio al Toniolo, quindi noi rimaniamo debitori, legati, grati e certamente come università sentiamo di aver ricevuto un grande dono, cerchiamo di custodirlo e di promuoverlo anche con qualche iniziativa. È un onore per il collegio poter aprire le porte e ospitare un evento di portata nazionale e ancor più un'emozione perché si dà il benvenuto all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano che nel 2021 festeggia il centenario di fondazione.